Dicevo, panel ricchissimo, abbiamo tantissimi ospiti oggi che vi vado a presentare. Moreno De Col, presidente del CNA Veneto. Aspetti. Gianluca Curti, presidente nazionale CNA Cinema Audiovisivo. Marco Caberlotto, presidente CNA Cinema Audiovisivo Veneto. Gianluca Lazzaroni, portavoce CNA Cinema Audiovisivo Trentino Alto Adige. Ivan Olgiati non lo vedo. C'è Ivan? Non c'è Ivan Olgiati? Arriva al momento giusto. Quindi lo citiamo. Ivan Olgiati, presidente Cinema Audiovisivo Emilia Romagna. Thomas Turolo, presidente CNA Cinema Audiovisivo Friuli Venezia Giulia. Matteo Ribon, direttore segretario del CNA Veneto. Passo la parola a Gianluca Bastiato, responsabile CNA Cinema Audiovisivo Veneto, dicendovi che dobbiamo stare nei tempi il più possibile, perché è previsto un piccolo rinfresco, un brindisi finale, e se non stiamo nei tempi non riusciamo a fare il brindisi, quindi cari panelist, siamo nelle vostre mani. Prego. Grazie infinite Jacopo. Buongiorno e benvenuti a tutti. Vi diamo il benvenuto come CNA in questa splendida cornice. Ringrazio la Regione Veneto, Veneto Film Commission, anche per l'ospitalità in questo posto. Io sono Gianluca Bastiato, responsabile di CNA Cinema Audiovisivo di CNA Veneto, e non vorrei togliere già spazio proprio per stare nei tempi e quindi poi dedicarci anche a qualche attimo di rinfresco. Io chiamo il presidente Moreno De Col, presidente di CNA Veneto, per un suo saluto di benvenuto. Grazie Presidente. Sì, grazie a te. Anch'io porto il saluto mio personale di CNA a tutti voi che siete intervenuti, vi ringrazio di essere qua, ringrazio anch'io chiaramente la Regione Veneto per lo spazio che ci mette a disposizione. CNA crede molto nel mondo del cinema, dell'audiovisivo, delle produzioni cinematografiche. Chiaramente oltre a quello che si vede sullo schermo della televisione o della sala c'è tanto lavoro dietro, e chiaramente noi ci sentiamo in dovere di seguire, formare, informare tutte quelle aziende, tutti quei collaboratori, quegli operatori che lavorano per costruire le produzioni video, le produzioni cinematografiche. È un settore molto importante, è un settore che cresce, che è molto importante qui nella Regione Veneto, è molto importante anche in tutto il nord-est. Infatti questo incontro l'abbiamo organizzato insieme agli amici del Friuli e del Trentino Alto Adige, perché riteniamo giusto confrontarci, vedere le opportunità per dare uno sbocco produttivo, di lavoro, di crescita a tutte le aziende nostre associate e non, che operano in questo settore. Io mi limito quindi a questo perché i tempi sono ristretti, gli interventi sono tanti. Vi ringrazio ancora di essere intervenuti e vi auguro una buona serata, ovvero un incontro che sia positivo e produttivo per tutti quanti. Grazie Presidente per i suoi saluti. Anch'io chiamo ad accomodarsi e ringrazio tutti anche per la presenza il direttore generale di Veneto Film Commission, Jacopo Chessa, il presidente nazionale di CNA Cinema Audiovisivo Gianluca Curti, che ringrazio. Accomodatevi dove preferite. Il presidente di CNA Cinema Audiovisivo Veneto Marco Caberlotto. Dove vuoi Marco? Il presidente di CNA Cinema Audiovisivo Trentino Alto Adige Gianluca Lazzaroni e del Friuli Venezia Giulia Thomas Turolo. Grazie. Io prima di passare la parola a voi per un giro di tavolo, come si suol dire, sul tema poi del titolo di questo incontro, di questa tavola rotonda, ripartenza e sfide del settore cinema e audiovisivo del Nord-Est. Faccio due parole sul settore del cinema che conoscete sicuramente meglio di me, ma è giusto per inquadrare poi anche l'intervento. Nasce tutto, o forse ancora prima, ma il punto che si fa solitamente nascere nel 1895 a cura dei fratelli Lumière, che
con il loro cinematografo, anche se dicono, e appunto qualche anno prima Edison aveva con un suo collaboratore brevettato un apparecchio simile, il cinetoscopio, che già permetteva di riprodurre immagini in movimento. Man mano poi il settore ha avuto un'evoluzione, già con i fratelli, con Georges Méliès, vi fu il passaggio dal documentario al film fantastico, con l'introduzione, tra virgolette, di qualche effetto speciale, ma anche con la prima suddivisione di quello che erano i ruoli all'interno proprio del settore. Quindi la prima distinzione della figura del regista da quella del produttore e con funzioni specifiche nella realizzazione delle riprese. Da lì l'evoluzione del settore è stata a dir poco veloce. Man mano che tale evoluzione procedeva, si è sentita sempre di più l'esigenza di individuare specifiche mansioni e ruoli all'interno della complessa macchina cinematografica. Oggi, settembre 2022, dopo lo stop dovuto alla pandemia, e quindi tutti abbiamo vissuto sulla propria pelle quello che è stato lo stop, quelle che sono state le mancate entrate e comunque il fermo di un settore intero, ripartiamo verso nuove sfide, ripartiamo anche con obiettivi, ripartiamo anche con la prontezza di raccogliere quelle che sono le sfide del mercato, pur con diversi ragionamenti in termini di supporto, informazione, formazione, necessari sempre di più per le figure che ruotano attorno al settore, offrendo al contempo buone prospettive anche per i giovani che intendono affacciarsi alle diverse professionalità che caratterizzano questo settore. Oggi c'è bisogno di personale formato, c'è bisogno in generale di personale, perché le aziende chiedono e cercano persone che possano aiutarle. In generale c'è la necessità di sostenere un settore che anche nel nord-est ha dato, continua a dare e molto ancora può dare. Chiedo quindi un vostro punto di vista in tal senso, in funzione del ruolo che ricoprite, partendo dal direttore di Veneto Film Commission, quindi dal suo ruolo qualche suggerimento, direttore, qualche spunto per cogliere questa ripartenza e queste sfide che il mercato ci pone davanti. Okay, sì. Confesso che quando hai citato Lumière mi sono detto la prendiamo veramente, cioè partiamo veramente da lontano, però in realtà questo spunto è interessante perché si dice che il cinema è nato nel 1895, il 28 dicembre con i fratelli Lumière, e non Edison che in effetti l'aveva inventato tecnicamente prima, perché la prima proiezione a pagamento. E qui siamo a parlare di audiovisivi in termini industriali, no? Quindi di impresa, che ci riporta veramente al DNA del cinema. Allora, noi abbiamo fatto già un incontro molto simile con i protagonisti, intendo dire un panel simile, qualche mese fa. Che cosa è cambiato da luglio ad oggi? Intanto abbiamo parlato soprattutto di formazione. Intanto stanno per uscire i bandi in regione dell'FSE, che sarà una sfida cruciale per la Film Commission, per il CNA, Marco lo sa perché ci sentiamo spesso su queste questioni, e per altri soggetti deputati alla formazione. Questa è una cosa che ci impegnerà per tutto l'anno, perché la nostra idea è formare principalmente maestranze e tecnici, quindi questa è sulla ripartenza. È già una regione molto attrattiva, il Veneto, ma dobbiamo essere strutturati per raccogliere le produzioni. E lavoriamo anche in termini di formazione sull'apicale, nel senso che sulle figure creative, soprattutto sulla scrittura. Per la seconda volta in ottobre ospiteremo dal 5 all'11 ottobre a Padova un workshop del Torino Film Lab, quindi sviluppo di sceneggiature sul territorio con annesso location scouting e incontro con produttori locali. Ospiteremo un workshop di Ace Producers l'anno prossimo, che è il principale network e workshop di formazione per produttori in Europa. Faremo un altro workshop, sempre uno script lab del Torino Film Lab, anch'esso uno dei programmi di formazione di scrittura
più alti che ci siano. Quindi il rapporto nostro con ambizioni di formazione è veramente sempre più stretto. Questo è, diciamo, il nostro impegno. Da un lato. Dall'altro lato, sul fronte produzione, la Regione, come sapete, ha una dotazione a valere su fondi POR-FESR che verrà rilanciata l'anno prossimo. Finalmente avremo un bando che esce con delle date certe, purtroppo non so ancora dirvi quali siano, ma quando ci saranno certe. È un aspetto questo su cui sta lavorando la Regione in collaborazione con la Film Commission, che è ovviamente un dispositivo di fondamentale importanza per l'attrazione delle produzioni. Quindi diciamo che sono un po' questi i due binari su cui ci stiamo muovendo. Ottimo, grazie. Quindi aggiungo che questo fondo, adesso non è ancora ufficiale tutto, l'avevamo già detto a Lago, però la previsione, poi finché non è stato, come possiamo dire, validato dalla Giunta, non è ufficiale, però il nostro fine, il nostro della Regione, è avere anche una parte, una quota sullo sviluppo, che è un'altra cosa alla quale crediamo molto. Diciamo che, ecco, voi avete rotto abbastanza sulla cosa, ma fin dall'inizio sapevi che io ero a favore dello sviluppo. Io penso che sia davvero un modo per intanto far sì che crescano i piccoli, si strutturino, parlo dei piccoli produttori del territorio, ma anche per raccontare il territorio, perché l'idea è aprire a società che abbiano sede in Veneto o storie che si svolgono in Veneto. Quindi l'iter secondo me ideale è workshop di scrittura, fondo sviluppo, fondo produzione e campione d'incasso dopo come minimo. grazie per il suo intervento al direttore di Veneto Film Commission, con la quale collaboriamo sempre in modo molto molto positivo. Grazie ancora per la collaborazione. Io direi che felici a questo punto di aver rotto perché così abbiamo di che festeggiare, speriamo da qui a breve, perché sono obiettivi che come associazione abbiamo richiesto e ben felici che fra poco possano arrivare. Comunque i bandi dovrebbero uscire intorno tra febbraio e marzo, questa è la nostra stima, però come vi dicevo sono questioni veramente tecniche di approvazione del FESR che non è ancora stato approvato. Ci saremo, grazie. Io adesso chiedo al Presidente Curti un suo, dal punto di vista, la sua visione come sistema nazionale, Presidente, qualche suo suggerimento, un punto di vista su quelle che sono le sfide e come poterle cogliere per il settore che rappresenta a livello nazionale. Grazie Presidente Curti. Grazie a te, ma in relazione al Triveneto o in generale? Allora, se abbiamo 3 o 4 giorni di tempo a disposizione, in 5-6 minuti riesce? potrei fare una sintesi in 2 o 3 giorni, ma dovendo avere 3 o 4 minuti allora sarò rapido e conciso. Però prima fammi dire una cosa sul Veneto e il Triveneto in generale. È un territorio talmente ricco, bello e importante nell'ambito del Paese Italia che l'auspicio di tutti è che veramente questo territorio possa diventare definitivamente protagonista della produzione cinematografica e audiovisiva. In questo senso io mi permetterei di suggerire agli enti preposti e dunque anche al direttore della Veneto Film Commission, ma anche a voi, colleghi e operatori di CNA, di immaginare un qualcosa che possa diventare coerente con lo sviluppo della produzione e di tutta la filiera trasversale del nostro settore. Visto i grandi investimenti che in questo momento, bene o male, con regole o senza regole, però ci sono in generale nel settore, una cosa che io farei immediatamente è la costruzione di 1 o più teatri di posa, perché il teatro di posa aiuta innanzitutto a sviluppare tutte quelle tecnicalità da parte delle troupe, gli elettricisti, i macchinisti, i falegnami, e poi magari mettendo accanto a un teatro di posa anche un piccolo luogo, una volta si chiamava Cineporto, per far sì che le produzioni che arriveranno qui sul territorio, dall'Italia, da Roma, da Milano, da Napoli, ma anche dall'estero, possano non solamente venire qui e stare
una settimana più un giorno a seconda del bando, 2 settimane più un giorno, o spendere 100 per avere 200, bene, queste sono tutte cose tecniche che è giusto ci siano, ma che possono star qui e dire faccio 6 settimane, le faccio tutte e 6 in Veneto, perché oltre la Film Commission ho il teatro dove rifare una quinta, ho il teatro dove ho un green screen, ho un teatro dove posso fare una virtual production. Vi dico, a Roma in questo momento, se tu cerchi un teatro riposa, fino a marzo 2023 non lo trovi. Devi andare a 100-150 km da Roma. Eppure ci sono tanti teatri a Roma. Quindi la situazione è veramente in forte evoluzione. Se io fossi un Film Commissioner, o se fossi non a Roma ma un delegato di un territorio così importante, direi andiamo dal Presidente della Regione, andiamo agli assessori competenti, mettiamo insieme gli industriali illuminati e facciamo 3 teatri di riposa da 1000 metri quadrati l'uno, alti 8 metri, perché lo riempireste? Quindi questo è quello che io farei per l'industria produttiva, cinematografica e audiovisiva sul territorio. È fondamentale, è un compendio fondamentale per lo sviluppo di tutto. Dal punto di vista generale vedo il presidente CNA Cinema Lazio, ma è fuori, non entra, sta al fresco nel corridoio. Ci sono molte sfide in questo momento. Qui vedo e saluto i miei amici Mario Perchiazzi e Manuele Ilari, che sono nel mondo CNA, uno è un padre nobile, l'altro è un combattente dell'esercizio, che saluto, così come tanti altri amici. Il momento è molto fluido, direbbe qualcuno. Ci sono delle proposte di legge che sono rimaste bloccate nel governo che fu e che speriamo possano essere riprese dal governo che verrà. Ci sono alcune sperequazioni nel mondo della nostra industria, laddove c'è chi continua a confondere l'utilizzo non coerente dei fondi con la piccola, media o micro industria. L'altro giorno era un convegno, l'hanno chiamato con un po' di fantasia il G12 del cinema italiano, e io ero tra quei 12 lì per sbaglio. Qualcuno molto più importante di me ha detto bisogna dare più soldi ai film più importanti e disperderne meno per troppi rivoli. Io ho detto scusate, ma perché voi avete la certezza, avete la formula magica che il film, tra virgolette, cosiddetto importante sia giusto e che invece quello sbagliato sia quello piccolo? Il film piccolo, che poi bisogna intendersi cosa voglia dire piccolo, che film opera primo o secondo, film di ricerca e sviluppo, spesso è un luogo dove si creano i Paolo Sorrentino del futuro, mentre io ho visto tanti grandi film negli ultimi anni veramente brutti che fosse stato per me non avrebbero preso non 3 milioni ma neanche 3 centesimi. Quindi c'è in atto un approccio principalmente, lasciatemelo dire male, confindustriale, che vede solamente la grande e la grandissima azienda, mentre l'Italia, la CNA dei territori in primis, ma in secundis l'Italia tutta, al 95% è media, piccola e microimpresa. La grande impresa è un 5%. E vorrebbero che nel cinema audiovisivo fosse lo stesso. La nostra missione, finché ce la faranno fare, e vedo i miei amici combattenti, è quella di dire guardate che noi che siamo il 95% delle imprese siamo vivi e attivi, propositivi, molto positivi in quello che facciamo, e crediamo che tutte le nostre aziende, tutte le nostre giovani produttrici e produttori, benvenuto al Presidente al Cinema Roma e Lazio, crediamo che tutte le nostre produttrici e produttori, specialmente i giovani produttori e giovani produttrici, abbiano non solo il diritto di provarci, ma che debbano essere accompagnati nel provare a diventare grandi aziende. Quindi io paradigma che ci stanno spacciando con una serie di fake news incredibili è: va bene la grande azienda, va bene la grande azienda nazionale che ha lucrato sui soldi pubblici per poi vendersi allo straniero, ma non toccate un centesimo dei quattrini che debbono andare alla media, alla piccola, alla micro azienda, perché lì noi faremo il picchettaggio dei ministeri, noi lì siamo disposti a prendere anche i forconi, perché l'identità indipendente dei territori e delle piccole aziende non deve essere toccata. E questo è uno dei tanti temi che sono sul tavolo, poi la smetto qui, se no potrei stare fino a mezzanotte e mi caccereste via. Grazie.
Grazie Presidente Curti, sicuramente i suoi spunti sono molto interessanti, sia quelli operativi e anche come sistema CNA saremo comunque anche noi in prima linea per supportare le piccole imprese che rappresentiamo, perché riteniamo che in un settore come quello del cinema le opportunità che queste imprese meritano di poter offrire ancora siano molteplici. Grazie ancora. Io adesso passo la parola al Presidente Marco Caberlotto, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo del Veneto, per sentire da te Marco qual è il tuo punto di vista nel territorio in cui rappresenti le imprese del settore e quelli che sono i tuoi suggerimenti. Grazie. Grazie a tutti, insomma ci siamo già visti al lago con Gianluca in collegamento e non è un caso che ci rivediamo adesso, cioè l'idea nostra veneta, ma penso un po' di tutti, era quella di iniziare un percorso insieme. Ci siamo visti un anno fa, c'eravamo solo noi due, eravamo qua peraltro con Jacopo e non è casuale, cioè l'idea è proprio quella di, siccome abbiamo un territorio, dei territori delle regioni che hanno molti elementi comuni, molti tratti comuni, molti elementi anche dell'industria in comune, fare un percorso insieme ha molto senso. Anche per aiutare, per stimolare le regioni e le Film Commission a mettersi in qualche modo in sinergia. Chiaramente non è semplice, ma ci proviamo. Lo dico perché non è banale, e lo dico perché mi lego a quello che diceva il Presidente Curti adesso, che è verissimo, in particolare nelle nostre regioni, in particolare aggiungo in Veneto, qui abbiamo piccola, piccolissima e media impresa. Non abbiamo neanche la grande impresa nel settore, proprio non c'è. E quindi, oltre a condividere gli spunti diciamo, sulle prospettive nazionali che sono anche sotto elezioni, quindi estremamente fumosi in questo momento, io aggiungo che proprio da questo territorio viviamo tantissimo questo. E anche per questo diventa fondamentale lavorare insieme. Che cosa dobbiamo fare adesso noi come associazionismo di categoria? Si spera di lavorare insieme alle Film Commission in particolare, ma dobbiamo continuare secondo me anche con questi panel, anche con questi momenti di condivisione, anche tratteggiando delle linee, degli obiettivi comuni sulla formazione, che è una cosa fondamentale perché tutti noi stiamo vivendo carenza e assenza di personale nei momenti in cui servono, strutturale ormai, non è più una carenza temporanea o stagionale. Condivido anche quello che diceva Gianluca poco fa della necessità di un punto di, come dire, anche produttivo di incontro che secondo me può essere un punto di riferimento per il nord-est, per il Triveneto diciamo. E chiaramente è una cosa che va pensata, strutturata bene, non deve essere un castello di sabbia, non deve essere un buco anche economico-finanziario nell'acqua, però sarebbe estremamente importante. C'è stata un'operazione una decina di anni fa proprio a Porto Marghera, che però non visse, come dire, una continuità e finì con il Casanova, però un'operazione del genere ha molto senso perché può diventare trainante e, come dire, anche un punto di incontro per altri investimenti legati al settore. Penso post, penso noleggiatori, penso casting, penso tantissime cose che ora, in particolare nel nostro territorio, sono estremamente diffuse e disperse nel territorio, che può anche essere interessante, però sicuramente diventa complicato, in particolare per le produzioni straniere o le produzioni grosse che arrivano nel nostro territorio e che non hanno un'offerta, come dire, coordinata dei servizi che possono trovare qui. E quindi anche i corsi di formazione, i percorsi di formazione che si trovano a dover in qualche modo costruire delle figure professionali molto richieste, tipo il location manager, no? Ne parlavamo a lungo, o il macchinista. Tutte queste cose qui, se noi riusciamo a metterle a sistema, se riusciamo a coordinare tutto il percorso, penso che facciamo un gran bene a tutta l'industria, a tutto il settore. Chiudo dicendo questo: è bene che continuiamo a lavorare insieme per anche sopperire, parlo soprattutto del Veneto, che si è trovata un po' a rincorrere, no? Altre regioni che erano già strutturate sul mondo del cinema e dell'audiovisivo, però arrivare per praticamente ultimi ha anche il vantaggio di vedere chi è già partito
chi ha fatto bene, chi ha fatto male, e si può in qualche modo copiare. Se riusciamo a lavorare con un'ottica industriale, settoriale, e non con la guerra tra poveri, perché poi di questo si tratta, non è che ci sia qualcuno che emerge alla grande facendo terra bruciata degli altri, ma si cresce molto di più se si lavora tutti insieme. Quindi evviva momenti come questi, continueremo a farli con l'aperitivo finale, i momenti di networking che, insisto, io lo dico sempre col sorriso, ma sono fondamentali, perché a Roma, a Milano, in altre città ci sono continuamente momenti in cui ci si trova, presentazioni, anteprime, convegni. Qui ne abbiamo molti meno, e il momento in cui si fa la chiacchiera con un bicchiere in mano o al termine di un evento sono spesso molto più utili del convegno stesso, e quindi continuiamo così e proviamoci, e grazie ancora. Ottimo, grazie Marco anche per i tuoi spunti. Colgo il tema collaborazione. Oggi in effetti CNA Cinema Audiovisivo dal Nazionale, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Ivo Nalgiati comunque Emilia Romagna. Qui abbiamo cominciato al Lago, abbiamo cominciato l'anno scorso e vogliamo proseguire la collaborazione a tutti i livelli, perché solo così si fa crescere tutto un sistema. Colgo e assolutamente appoggio quanto hai detto. Adesso lascio la parola a Gianluca Lazzaroni, Trentino Alto Adige. Ti ringrazio per la presenza e lascio a te la parola. Grazie. Salve a tutti. Trentino Alto Adige, diciamo, siamo una regione particolare, perché abbiamo poi due film commission, Trentino Film Commission e IDM Alto Adige, per cui siamo una regione un po' particolare, perché abbiamo poi due province autonome, no, che gestiscono. E devo dirvi che in passato, insomma, seguendo quello che Gianluca Curti diceva prima degli studi cinematografici, abbiamo avuto un'esperienza ormai 5-6 anni fa, proprio costruire due studi, due teatri di posa a Bolzano. Purtroppo abbiamo avuto parecchi problemi proprio per il territorio, perché Bolzano è una città molto molto attiva e ha proprio problemi di spazio immobiliare. Forse sarebbe sì un discorso quello di parlare anche con i colleghi di Friuli e di Veneto, che hanno sicuramente più spazio, visto che Bolzano è proprio dentro una conca e non ci sono proprio immobili. Per farvi capire, anni fa sono arrivati gli americani e abbiamo girato in un capannone di mele, vuoto per un mese, ovviamente non insonorizzato. Trentino probabilmente ha un po' più spazio di Bolzano, sicuramente il Veneto, anche il Friuli. E, che dirvi, a parte le due Film Commission e a parte anche dei budget della Film Commission Alto Adige che sono stati dimezzati l'anno scorso, si spera che vengano raddoppiati, perché era un fondo da 5 milioni di euro. Si spera appunto che cioè il lavoro che dobbiamo fare è proprio anche di formare, perché ci manca la formazione. Abbiamo tanti buchi nella troupe, sia di Alto Adige che Trentino, e dobbiamo magari anche lavorare insieme per proprio formare personale, perché abbiamo proprio carenza di troupe che lavora in produzione e in vari capigruppo. Questa è un po' la situazione del Trentino Alto Adige. Grazie Gianluca. Concludiamo con Thomas Turolo, Friuli Venezia Giulia. Lascio a te la parola per i tuoi spunti, i tuoi suggerimenti, anche facendo proprio fede al territorio dal quale Mannaggia, io vieni. arrivo alla fine quando le cose intelligenti e giuste sono già state dette tutte, per cui no, a parte gli scherzi, una sfida ancora maggiore. Infatti, no, io sono d'accordissimo con quello che è stato detto qui, partendo dal Presidente a tutti gli altri colleghi delle regioni, arrivando a Jacopo alla Film Commission Veneto, cioè apparteniamo a dei territori sicuramente ricchi di opportunità per quanto riguarda il cinema, vale per la morfologia dei territori, per la storia. Diciamo che secondo me probabilmente la sfida che abbiamo è quella di diventare un pochino meno satelliti, intendo dire Roma è e resterà, e lo dico da frequentatore di Roma, no? Avendo una vita un po' qui un po' lì, il centro del cinema italiano, ma il nostro compito nei territori
e nelle professionalità, perché stiamo dicendo parole, ma qua stiamo parlando di ricadute sul lavoro, è quello di pareggiare le competenze il più possibile. Diciamo, molte persone, molti anche produttori o persone che lavorano all'interno della produzione, così come delle troupe, hanno fatto dell'osmosi, no? la ragione di vita a un certo punto, cioè del trasferimento delle conoscenze stando a contatto, no? Da un gradiente che ha una concentrazione maggiore di conoscenze a noi che magari avevamo bisogno di conoscenze nuove e quindi le abbiamo acquisite per questo trasferimento quasi attivo-passivo a volte. No? In realtà, tornando anche riallacciandomi anche al discorso della formazione, dei fondi che abbiamo, eccetera, la formazione, e qui arrivo anche alla mia regione, come sto intrecciando i discorsi, arrivo anche alla mia regione, sono tutte opportunità che hanno dato ai professionisti la possibilità non solo di frequentare chi il cinema lo fa da sempre ed è nato in quell'ambiente, ma anche di studiare esternamente e acquisire competenze, quindi bilanciarsi un po'. Di questo abbiamo bisogno. Io lo vedo a volte quando seguo delle esecutive in Friuli, per esempio, no? Ho alcuni colleghi che mi dicono: ma ci sono queste figure, c'è il capo elettricista, mi serve lo scenografo, oddio il costumista, ma santo cielo, il direttore della fotografia, sì, ci sono, no? Ah sì? Sì. Mi è capitata una produzione in cui avevo un direttore della fotografia impanicato perché all'interno del gruppo del service che avevamo c'erano tutta la serie di figure che a lui servivano, ma non le conosceva, ovviamente. Quindi spendersi in 57 telefonate per dire: tranquillo, ti metto in mano un bazooka, non è, cioè sono delle macchine questi, no? Quindi un attimino cominciare a spenderci di più sul territorio nazionale per conoscerci e al tempo stesso per capire che ovunque si atterri, diciamo, in questa nazione, CNA sta molto aiutando questo percorso, secondo me, si atterra in regioni in cui c'è professionalità. Questa è la vera sfida, secondo me, no? Poi, ovviamente, come dicevate, come dicevi tu, come diceva anche Gianluca prima, cioè il fatto di costruire in questo caso dei centri, no? Dei centri di produzione veri e propri, dei cineporti, no? Come si diceva prima, sono sicuramente delle sfide interessanti e utili. In questo momento è vero, stiamo vivendo una fase, un'onda lunga anche di recupero di contenuti che erano andati rallentati, no? Causa pandemia, eccetera. C'è un'onda, poi l'onda piano piano probabilmente diventerà più piatta, però questo non significa che nei territori non ci debbano essere i professionisti, e anzi, più lavoriamo su questo, più le professioni cinematografiche probabilmente smettono, almeno per noi qua, di diventare saltuarie o dire: ok, vado a fare l'elettricista per un film, studio un po' come si fa, perché tanto mi capita 2 o 3 volte all'anno, 2 mesi, 3 mesi, quello che è. Magari riuscire a stabilizzare questo, riuscire a essere attrattivi con diversi aspetti, dalla post alla produzione alla pre, questo apre a una maggiore stabilità lavorativa, perché ribadisco, le nostre sono parole, ma il nostro lavoro, che può essere diplomatico, politico, chiamatelo come volete, però poi punta tutto a creare indotto, a creare lavoro. Non possiamo promettere 1 milione di posti di lavoro così, noi questo assolutamente no, però possiamo dire: stiamo lavorando perché tutto funzioni il più possibile. Il Friuli è l'esempio, penso anche per il Veneto, in quanto siamo veramente vicini, anche per il Trentino, perché la nostra Film Commission ha collaborato con la vostra alla creazione, no? Siamo l'esempio di come 2 fondi, sviluppo e produzione, siano diventati fondamentali per trasferire a noi anche la voglia, se vogliamo, di trasferirci da il vado a Roma a farmi produrre, lo dico come regista in questo caso, al eccomi qua, apro la mia produzione, imparo anche a fare il produttore, quindi lato oscuro della forza, e diciamo riesco a vivere, riesco a programmare, riesco a fare altro. Quindi se non ci fossero stati loro, per noi sarebbe stato molto più difficile. E la mia regione in primis è un caso fortunato e premiato da questo punto di vista di produzioni, pur essendo micro, piccole imprese. Non si arriva alla media, secondo me, però sono tutte imprese che funzionano bene, e di questo sono contento, perché nasco, vivo a tratti nella mia vita, nella mia regione, ma è una regione che funziona da questo punto di vista e che sta avendo vicini in Nord Italia che funzionano. E questo significa che, aprendosi un attimo al dialogo, trasferendo, riusciamo a fare un arco alpino, diciamo, funzionale anche per Roma, perché se venissero su anche di più, pure meglio per noi. Come dicevi tu, magari mi fermo 6 settimane per un film perché ho lo stabilimento lì, anziché andare a fare la questua a Roma tra tutti quelli che ci sono perché è tutto occupato,
e quindi abbiamo più ricaduta. Lavorano loro, lavoriamo noi, funziona meglio per le film commission, siamo più tranquilli tutti sul percorso anche finanziario di un film. Per cui, detto questo, io mi taccio, le altre cose intelligenti sono state dette, per cui sono ben contento, chiudo, di poter lavorare finalmente all'interno di un sistema come CNA e come CNA Cinema Audiovisivo, dove finalmente si fa, oltre a parlare si fa, perché è faticoso, almeno per me, fare il presidente di regione, non è che ho 3 segretarie, no, e un portfolio, però lo faccio volentieri perché vedo la possibilità di arrivare a qualcosa di concreto. Questa è la cosa fondamentale. Basta. Grazie Thomas. Concludo cogliendo solo alcuni degli spunti che avete dato e per i quali vi ringrazio. Collaborazione e quindi proseguire in un percorso di collaborazione a tutti i livelli per dare sviluppo ai territori, non solo in una centralità, ma proprio per sviluppare ulteriormente i territori periferici, per dare anche ulteriore spinta al settore. Fondi, perché sono necessari, e quindi proseguire sulla strada della richiesta e della disponibilità di fondi, e poi formazione perché sempre di più si sente la necessità di avere figure professionalmente formate all'interno del settore. Non è passato molto tempo da quel 1895, non sono passati tanti secoli, però il settore ha avuto una grande evoluzione e sulla formazione credo dobbiamo proseguire per dare ulteriore spinta. Io chiamo per le conclusioni, vi ringrazio voi per... potete stare qui. Grazie Presidente, perché so che aveva anche un impegno, infatti. Grazie mille. Io vi ringrazio per la tavola. Grazie Presidente. Sì, allora Ci aveva anticipato, aveva un altro impegno proprio qui di fronte. Allora io Matteo Ribon, segretario CNA Veneto. Velocemente cerco di fare le conclusioni, anche se comunque gli spunti che sono arrivati in qualche maniera sintetizzano anche un percorso. Secondo me quello che abbiamo percepito oggi è fondamentalmente, io lo sintetizzerei in un ragionamento, cioè dobbiamo, come dicevano i francesi, saper fare e saperla raccontare, cioè dobbiamo trovare il modo di far capire che il cinema è un ambito, e l'audiovisivo, un ambito professionalmente spinto, dove le figure devono costruirsi, ma dove deve esserci anche la capacità di attrarre in questo campo delle figure. E per fare questo bisogna raccontarsi meglio, perché lo schema con il quale le regioni del nord Italia, la Veneto Film Commission, che è comunque uno strumento importantissimo per il nostro territorio, ma Jacopo ha già la testa collegata in un contesto interregionale e internazionale, devono lavorare per attrarre anche competenze da settori vicini, dal mondo dell'artigianato, dalle filiere collegate, all'interno di questo mondo, per costruire professionalità che siano in grado di portare qui nel Veneto le produzioni e anche tenerle qui per più tempo. Lo spunto del Teatro di Posa fa paio, fa rima, fa riferimento anche a tutta la partita dove noi abbiamo più volte detto che nel territorio veneziano ci sono degli spazi e delle modalità con le quali costruire poi punti stabili di produzione, dalla scuola al contesto proprio di realizzazione del film. Questo territorio può essere attrattivo anche per questo, non solo perché è una location fantastica per venire a realizzare dei film, ma perché dietro ci sono delle maestranze che possono essere di supporto per tutta l'attività. Quello che è stato fatto in questi anni, per cui ormai sono 5 anni che in questo spazio facciamo dei momenti di confronto, in realtà ha avuto la sua evoluzione, perché a questo punto non siamo inscindibili, cioè questa squadra è inscindibile dal punto di vista dell'attività di ragionamento e anche di lavoro. E secondo me, secondo il ragionamento che io lancerei, è quello di provare anche a, vogliamo dire un termine esatto, cioè vendere questo tipo di relazione strutturata, di rete strutturata, in un contesto italiano e anche internazionale. Cioè è bene che le dinamiche del lavoro di CNA
e assieme alla Veneto Film Commission e in un legame sempre stretto con tutti i territori che vanno anche oltre il nord-est, provino a fare in modo di vendere questo schema, questo modo di lavorare, questa squadra di lavoro anche nei confronti del contesto italiano e del contesto internazionale. Questo spunto trovo come riferimento da questo lavoro, da questa chiacchierata, e sono sicuro che le persone che sono venute qui a ascoltarci, oltre agli addetti ai lavori, anche coloro che in qualche maniera partecipano nella lunga filiera, possano trovare in questo spazio questo tipo di stimolo, e l'anno prossimo ci rivedremo magari con qualche risultato in più, un passetto ulteriore di quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie a tutti e penso che sia opportuno invitarvi all'aperitivo.